stato condannato a 12 mesi di reclusione, con pena sospesa, il gambiano che ieri mezzogiorno a Ridotto Madonna ha colpito un agente di polizia causandogli la lussazione di una spalla e 30 giorni di prognosi. Il processo è stato celebrato con rito direttissimo dopo le ore 12 al Tribunale di Venezia, avanti la giudice Alessia Capriuoli. Mohammad Yatta, questo è il nome del 21enne africano, era difeso da un'avvocata d'ufficio del Foro di Venezia. Stanco dei soliti salumi e formaggi tutti noiosamente uguali? Tentazioni tipiche rivoluziona il gusto in cucina, prodotti solo artigianalmente dalle migliori aziende agricole italiane. Se ti colleghi al sito www.tentazionitipiche.it puoi accedere al servizio spesa facile, fai la spesa online, la paghi comodamente e poi la vieni a ritirare presso il punto vendita. Tentazioni tipiche, zona Vigo, in Corso del Popolo a Chioggia. Sono trascorsi 2 anni da quell'11 gennaio 2016, quando una imponente gru calata nella notte iniziò i lavori di restauro a Palazzo Granaio. Magari allora ci si sarebbe potuti aspettare che alla data odierna fossero a buon punto, pronti alla consegna. Invece le 2 candeline vengono idealmente spente, mentre spente sono proprio le luci sull'opera, tra assi cadenti e infiltrazioni. Da mesi infatti tutto è fermo per la sofferenza delle attività sottostanti, delle istituzioni che vi si collegano, di cittadini e turisti ansiosi di ammirarne la storia e le bellezze. A tal proposito, l'assessora ai lavori pubblici Elga Messina dichiara: l'impresa si riattiverà per riprendere i lavori verosimilmente entro febbraio, una volta fatte salve le questioni di ordine contabile di inizio anno. Sempre l'assessora Messina ha diramato una nota tecnica relativa allo stato dell'arte della struttura, che è possibile leggere nel blog di Chioggia Azzurra. Al centro ufficio in via Amerigo Vespucci 37 a Sottomarina trovi assistenza, vendita, noleggio, macchine per ufficio, PC, registratori di cassa, bilance e sistemi per la ristorazione. Siamo un centro assistenza tecnica autorizzata Bradar. Telefono 041 55 44 11 2. Seduta del Consiglio Comunale oggi pomeriggio dalle ore 15 con pochi argomenti all'ordine del giorno. Primo fra tutti il contratto di servizio con Veritas riguardo la copertura termica degli uffici pubblici fino al 2030, comprensiva anche degli impianti elettrico e antincendio, della climatizzazione, dell'illuminazione stradale e dei semafori. Si passerà poi ad esaminare il nuovo schema delle convenzioni per le opere di urbanizzazione, indi analizzate le mozioni del consigliere Montanariello contro la condotta dell'assessora al turismo Angela Deste, di Beniamino Boscolo riguardo la messa in sicurezza di Punta Gorzone e di Marco Dolfin a tema parcheggi in centro storico. Ritorna il Teatro Amatoriale al Don Bosco di Chioggia. Domani sera, sabato 13 gennaio, dalle ore 21, andrà in scena Mio suocero in rodaggio, commedia brillante in 3 atti di Arnaldo Boscolo, con la compagnia Nati per caso di Vigo d'Arzere per la regia di Stefano Tolin. I biglietti saranno acquistabili direttamente a teatro prima dell'inizio della pièce. La serata fa parte della rassegna Su il Sipario, che procederà le prossime settimane sempre sul palco salesiano con il Teatro Amatoriale Veneto. Alla Parafarmacia Corrieri, Viale Venezia Sottomarina, trovi i passeggini Baby Jogger, City Mini 3, 4 e GT, con tutti gli accessori che ti servono. Buongiorno ragazzi a tutti e bentornati all'appuntamento meteo con Chioggia Azzurra. Dunque, quello che si profila nella prossima settimana è decisamente una settimana tutto sommato tranquilla, caratterizzata da spesso cieli un po' nuvolosi, un po' variabili, ma nel contesto con temperature tutto sommato accettabili, nel senso che cominceranno ad abbassarsi lentamente, ma non avremo mai minime negative, ciò significa che non andremo sotto zero, ma avremo delle massime che andranno tranquillamente tra gli 8 e i 10 gradi. Questo almeno fino a giovedì, venerdì prossimo.
Non sono previste precipitazioni di rilievo se non localizzate in montagna, specie le montagne occidentali, qualche volta qualche piovigine nelle pianure adiacenti ai monti per lo sconfinamento di qualche corpo nuvoloso che dal comparto europeo tenderà a sconfinare lentamente in una pianura padana, ma nulla di ciò. Quindi quello che si profila è tutto sommato un periodo abbastanza quieto, abbastanza tranquillo, fino al 20. Per ciò che concerne la giornata odierna, ovviamente avremo un pochino di ventilazione di bora in successione durante il pomeriggio sera. Perché questo avviene? Perché da una parte, quindi atlantica, avremo un leggero promontorio anticiclonico che caratterizzerà la giornata con cielo tutto sommato anche positivo e abbastanza soleggiato, specie nella seconda parte della giornata. Ma dall'altra parte avremo un rinforzo dell'alta pressione russo-siberiana, quindi continentale, che lentamente spinge verso est innescando venti di bora un pochino più freddi. Questo significa però tempo più asciutto, assenza di nebbie e tutto sommato anche temperature, come vi ho già detto, superiori allo zero. Per ciò che concerne poi l'avvento del weekend, sarà un weekend tutto sommato positivo, abbastanza soleggiato e per niente freddo. Le carte a nostra disposizione, quindi tutti e tre i modelli, il modello europeo, americano e canadese, sono concordi, ed è una delle pochissime volte che succede, nel vedere dopo il 20 di questo mese una fase tipicamente invernale con degli squilibri pressori piuttosto vivaci che potrebbero dar luogo a un episodio invernale piuttosto consistente. Ovviamente non si possono dare previsioni di nessun tipo, specie per le precipitazioni, perché nessuno può darle, però già il fatto stesso che alcuni modelli siano così perfettamente in linea uno con l'altro evidenzia che l'inverno non è sicuramente finito, come da più parti sento dire. L'inverno invece è appena cominciato e di fronte a noi avremo ancora un paio di mesi piuttosto tenaci e forti, quindi aspettiamo di vedere quello che succederà. Nel frattempo godiamoci questa giornata e questo periodo e ci sentiamo domani. Ciao a tutti.